Il mio amico Alberto infatti non sarà solo né in campagna elettorale, ma soprattutto non sarà solo una volta vinte le elezioni. Fratelli d'Italia infatti sarà al suo fianco, occupandosi di temi che i veneti hanno dimostrato di ritenere strategici. Fratelli d'Italia quindi non lascerà solo l'amico Stefani, ma quella che sembra una dichiarazione di supporto pieno in Lega già suona come una minaccia non tanto velata, se è vero che sul tavolo della trattativa Fratelli d'Italia avrebbe incassato 5-6 assessorati tutti di peso, a partire da quello della sanità, materia che da sola cuba il 90% delle risorse regionali, e poi ancora l'agricoltura, il bilancio, i lavori pubblici, la formazione con l'istruzione. Nel caso di elezione Stefani non sarà un uomo solo al comando, fa intendere De Carlo, che comunque non nasconde una certa delusione. In Veneto Fratelli d'Italia ha toccato il suo record nazionale accarezzando il sogno di conquistare Palazzo Balbi. Certo, per Fratelli d'Italia resta il rammarico, stante i risultati ottenuti negli ultimi anni e un ormai consolidato radicamento sul territorio che ci avrebbe consentito di mettere in campo persone serie, preparate ed autorevoli. Ma si sa, i partiti guida hanno responsabilità che vanno oltre i propri numeri. Tra queste c'è proprio quella di tenere compatta la coalizione. Pura ragion di Stato, mentre di rammarico per un esito diverso da quello che molti di noi auspicavano, parla il presidente dei meloniani trevigiani, Claudio Borgia, ma nel partito della Premier nessuno contesta la decisione finale di Meloni, si ingoia il rospo e avanti. Chi aveva vaticinato l'esito, eppure la tempistica fin dall'inizio, è il forzista Flavio Tosi. La figura di Alberto Stefani, parlamentare, sindaco, peraltro come sottoscritto, dimostra competenza, capacità, conoscenza del territorio. Anche noi come Forza Italia avremo liste con amministratori, amministratrici, tutte persone che sanno governare. Già calato nel clima da campagna elettorale il moderato Antonio De Poli. Con la candidatura di Alberto Stefani a Presidente della Regione, il centrodestra unito e coeso decide di non disperdere il patrimonio politico accumulato in questi anni in Veneto, forti dei nostri valori, come recita il nostro motto. Scelto il candidato, ora è rush finale per le liste. Se stagione nuova deve essere, i volti potrebbero non essere gli stessi. Per qualcuno la vera sfida è questa, quella della sopravvivenza.